Ciao ragazzi! Ragazzo! Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, siamo in diretta dal Francolo Monaco di Palermo e Parmonval San Giorgio Piana, giornata numero 12 del Girone A di eccellenza siciliana. Squadra in campo con il San Giorgio Piana in maglia nera, risponde la Parmonval in maglia azzurra con il fischio d'inizio che viene dato adesso da Sergio Cavalleri di Treviglio per l'inizio della partita, che è assistito da Alessandro Cottone di Palermo e Luigi Ditta di Marsala, le due formazioni con la Parmonval che si schiera con il 3-4-3, Chimento in porta, Mancuso, Sanchez e Piscopo in difesa, Torres, Sanz, Russo e Cervello a centrocampo, Mutolo, Martinez e Dell'Amraoui in attacco. Risponde il San Giorgio Piana con il 3-5-2, Sise in porta, Tricoli, Duli e Giorgio Chinnici in difesa, Parisi, Visconti, Antus, Corso e Alaimo a centrocampo, Balistreri e Maltese a comporre il tandem d'attacco. A disposizione per il San Giorgio Piana le riserve, così come per la Parmonval. Questo pallone viene rinviato da Sise in rimessa laterale. Programma il calcio d'inizio anche di Partenica Audace Unitas Sciacca, mentre alle ore 15 inizierà Castellammare Accademia Trapani in diretta su Sportisili. Sarà calcio d'angolo per la Parmonval. La battuta Sami El Amraoui. Vai, vai! Tutti in mezzo, si cerca un colpo, è arrivato sì, ma irregolare ai danni di Visconti, fischiato dall'arbitro. Ora calcio di punizione per il San Giorgio Piana, che mercoledì ha ripetuto il match contro l'Oratorio Marineo, ha vinto 1-0, una partita caratterizzata da 3 espulsioni, 2 per il Piana, 1 per il Marineo e 2 rigori sbagliati, 1 per parte. Tutto questo ha deciso il gol di Visconti al terzo minuto, lui che segnò anche nella gara tra virgolette originale, quella che poi
fu annullata dal giudice sportivo a causa di un errore tecnico arbitrale. Sanchez blocca l'azione del Piana che stava andando a calciare verso la porta difesa da Chimento. Anticipato Martinez, Parisi, il Piana riparte con Hantus, tornato da una squalifica di 3 giornate. Ancora la Parmonval che va con Russo. Adesso l'altro 11 maltese. Passaggio tra le linee, pallone che arriva a Gonzalo Sanchez. Fino ad arrivare a Chimento ad impostare dalla porta per la Parmonval, che invece arriva qui dopo la sconfitta a Terrasini contro l'Athletic Palermo 1-0. Partita giocata una settimana fa. La quarta sconfitta nelle ultime 6 partite per la squadra di Corrado Mutolo, che oggi segue la partita tra moltissimi metri da noi, dato che ha preso una squalifica fino al 15 dicembre. Molto vento oggi qui a Partanna Mondello. C'è stata anche pioggia, soprattutto ieri qui in città a Palermo. Potrebbe essere un fattore per condizionare la partita. Poi se ci aggiungiamo anche il fatto che si giochi in un campo in terra battuta, tutto complica le cose. Giacchino, ma come si fa? Antus davanti alla difesa a servire Viscotti. Viscotti pallone che si perde fuori. Solo Sanchez, Russo e Lambraoui. Cervello cerca di allargare ancora da Lambraoui. Non si capiscono i due. Corrado Mutolo per le prossime volte chiede a Cervello il cross invece di scaricare sul compagno. Parmonval che si trova in questo momento al 12° posto, a un passo nel lasciare la zona play-out, ma per parlare di queste cose è veramente presto, così come la zona play-off occupata dal San Giorgio Piana al 4° posto. E in più stiamo parlando di una neopromossa. Piscopo per Sanz
fermato da Visconti, c'è fallo. E allora calcio di punizione per la Parmonval. Mancuso prova il cross profondo, finisce tra gli alberi dietro la porta di Lamine Cissé. Il rigore sbagliato dal Marineo, lui l'ha respinto mercoledì, salvando i suoi dal potenziale pareggio degli avversari. Sami El Amraoui verso la corsa di Mancuso, la presa di Cissé. Parisi, Antus gira in difesa. L'anticipo di Piscopo. Altro pallone morbido, tacco di Balistreri. Riprende Gonzalo Sanchez. Passaggio filtrante per l'Amraoui. Fuori gioco. Duli. Parisi, arriva prontamente la pressione di José Torres. Ancora Duli. Pallone che torna indietro, El Amraoui ad anticipare Antus con calma. L'ex Mazzara adesso accelera, cervello, il pallone non passa. Molta lotta in mezzo al campo. Questi primi 10 minuti, ancora la prima vera occasione della partita non è arrivata. Insegue Maltese. Lottare tanto con Mancuso che poi al contrasto con l'avversario, tutto regolare secondo l'arbitro. Cervello dietro, Mancuso. Stavolta il fallo c'è di Maltese. Sanchez verso El Amraoui, fermato da Parisi. Il tocco di El Amraoui. Che consegna la rimessa laterale al San Giorgio Piana. Squadre che già in stagione si sono affrontate ai 16esimi della Coppa di categoria qui al Francolo Monaco. Il debutto stagionale per entrambi, 5-0 per il San Giorgio Piana al ritorno a causa della rinuncia della Parmonval. Il Piana vinse 3-0 a tavolino. Martinez, quasi tutto buono per la girata verso la porta. Pallone buttato fuori. Cervello. Russo si scontra con Antus. Pallone in rimessa laterale, poi Antus va a parlare con l'arbitro. Lamentato colpo con la gamba tesa. La battuta della rimessa in mezzo. Serie di colpi di testa, anticipato Piscopo. Si arriva dall'altro lato con la protezione di Giorgio Chinnici. Sulla volontà di riprendere il pallone da parte di José Torres. Ancora Giorgio Chinnici in mezzo al campo, duro scontro qui con
Cervello e Alaimo. Si chiede l'intervento della panchina per entrambi i giocatori che si sono scontrati. Ma la munizione dove sta? Che è un pallone una palla contesa, ma che ti sta inventando? Ma la munizione a loro! Va sul nero e poi cambia idea, oh! Allora, questo qua, va! Anche per ammonire a chi non Ammonito Cervello, Cambia idea! Ah, ho capito. secondo l'arbitro il fallo è stato suo. Cotò! Accuso! Basta la moneta a loro, la moneta a noi! Calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Cosa? Tagliamola! Deve uscire dal campo momentaneamente Cervello. Altro duello di testa. Altro pallone che si alza. Giorgio Chinnici anticipato da José Torres, ma la rimessa rimane del San Giorgio Piana. La girata di Balistreri per ricominciare da Sise. Rimessa a Parmonval. La va a battere Cervello. E Lamraoui, due palleggi, prova ad avanzare, nessun fallo per l'arbitro. Riparte il San Giorgio Piana. Ti arriva punto di prima. Tricoli batte la rimessa, spallata di Balistreri, anticipo di Sanz. Martinez stava allargando dal compagno, fermato sul più bello. Qui Duli contro Sanchez che recupera, ancora Sanchez vicino alla linea di fondo, reclama un fallo di mano, ma non c'è nulla. Protezione di Alaimo, pallone in calcio d'angolo. Batte El Amraoui. Ha proposto in mezzo il colpo di testa largo. C'è il Partinico Audace in vantaggio contro l'Unitas Shakhtar, il gol di Olaoye. Partinico Audace 1, Shakhtar 0. Si sblocca l'altro anticipo iniziato alle ore 14:30. Corso per Hantus, allarga da Visconti, guarda un attimo la porta,
scalza in diagonale, tiro respinto, ma è ancora Vivantus, ha qualche problema, data la sabbia del terreno di gioco, poi va a commettere fallo su Santiago Sanz. Arbitro che ha perso il cartellino rosso, lo raccoglie El Amraoui che lo alza in cielo come ad espellere lui un giocatore. Scena divertente. Accanto a Gastone. Guarda Gastone, Colo! Sanchez batte questa punizione, la raccoglie Visconti. Ancora El Amraoui, cervello cade, El Amraoui prosegue l'azione. Limite, alla fine finisce giù. El Amraoui, serie di contrasti, non si riesce ad andare avanti. Finisce giù anche Parisi, rincorso José Torres che chiede scusa all'arbitro. Sisè in fretta a battere la punizione, poi José Torres non può avere un buon controllo. E allora, rimessa San Giorgio Piana. Abbiamo parlato di 3 anticipi di questa 12ª giornata di campionato. Domani il resto del programma con 3 gare alle ore 14:30. Casteldaccia Super Giovane Castelbuono, Gela San Vitolo Capo, Marsala Oratorio Marineo alle ore 15, Don Carlo Misilmeri Athletic Palermo, big match in diretta su Sport Italy, e poi Lascari Cefalù Folgore Castelvetrano. Rimessa laterale per il Piana, anche se qui siamo in posizione abbastanza avanzata per poterci provare verso la porta di Chimento. Cross in mezzo, pallone raccolto dalla distanza da Parisi che calcia fuori. Tentativo dell'ex San Cataldese, l'ultimo arrivato, terza presenza oggi con la maglia del San Giorgio Piana. Esordito nell'unica partita che il San Giorgio Piana, ha perso in questa stagione, la trasferta di Castellammare, 1-0 per i trapanesi. Fallo di cervello, calcio di punizione battuto dalla Piana. Per chiudere il discorso su Parisi, lui che si è preso subito il posto da titolare. Altro calcio d'angolo per la Parmonval. Joseph, veloce! Batte il solito El Amraoui. Sanz, lui è ammonito, va al contrario. Mettiti là. Il pallone in mezzo, di testa l'anticipo di Visconti. Ancora Sanz per El Amraoui, che probabilmente si trovava in posizione di fuorigioco. Tricoli, Balistreri, Non fallo. la rimessa. Martinez, posizione del pallone cercato da Duli che mette fuori.
Cervello. El Amraoui prova la sterzata, è molto difficile in quella zona di campo. Balistreri prova il tacco. Alla fine chance per Sanchez. Salta anche Russo. Tantissimi colpi di testa, cerca un colpo con il braccio avversario El Amraoui che la mette in mezzo. Pallone che poi rimbalza in faccia, prende una pallonata. Sami El Amraoui. Azione che si spegne così. Con la Parmonval che è più presente rispetto alla Piana nella metà campo avversaria. Ma tiri in porta non ne sono arrivati. Stessa cosa per Yarbresh con un tiro di Parisi finito sul fondo. Gaston oggi è troppo. E facendo quello che ti ho detto almeno mi prendi. oggi lo vedo un po'. Sì. È molto lamentare. Martinez controlla poi Parisi. Ci mette il piede Antus. L'alza in aria. Sanchez verso Cervello. Pallone che esce fuori. Raddoppia il Partinico Audace contro l'Unitas Sciacca. Il gol di Cicala su calcio di rigore. Partinico Audace 2. Unitas Sciacca 0. Pallone dentro, rimbalza, colpo di testa leggero di Gabriele Mutolo. Piscopo. Cervello. Russo. Di mezzo, Tuli la tocca. Pallone ancora in area. El Amraoui calcia largo. Dai! Pallone in profondità. Preso un po' all'improvviso maltese. Parisi. Sise. Per Tricoli. Sconti. Andare avanti il pallone. Prova a controllare con il tacco all'Aimo. Retropassaggio che potrebbe essere pericoloso. Sanchez. Di testa El Amraoui mette fuori però. Il Piana che di conseguenza fa salire la Parmonval. Sans. Gabriele Mutolo. Cervello. Non è ancora fuori. Ancora Cervello. Largo da El Amraoui. Resiste. Cross in mezzo. Poi l'hanno allontanato da corso. Si stanno facendo sentire da adesso i tifosi organizzati del San Giorgio Piana arrivati all'Elo Monaco. Intanto inizia a scendere qualche goccia di pioggia. Chance profondo verso Martinez. Parisi spazza lui, Visconti. Russo calcia addosso all'avversario, poi Russo apre a metà tra un tiro e un cross. Pallone fuori.
Parisi. Esce anche un po' di sole. Fallo a ridosso della panchina del San Giorgio Piana. Interviene l'arbitro, c'è il giallo per Mancuso. Non so se è facile ormai. Vai, fallo, questo fallo. Anche se ti c'è una fila. Gabriele! Non può passare così! Tu devi iniziare! Calcio di punizione. Per il San Giorgio Piana. Schema con il cross in mezzo. Pallone allontanato da Mancuso. Poi Gabriele Mutolo verso la fascia. A riprendere il Piana con Tricoli. Alaimo. Passato da Sanz. L'ultimo a toccare è il giocatore del Piana. Messa dal fondo. Corrado Mutolo arrabbiatissimo con suo figlio Gabriele. Corso. Parisi. Antus ha cercato nel frattempo un fallo, cadendo. Gioco che continua. La girata di Giorgio Chinnici. Ancora Antus. Scorre in fascia il pallone. Fortunato il Piana. Maltese. Si continua a giocare. Finisce giù Giorgio Chinnici dopo una finta e guadagna punizione. Si divertono in tribuna i tifosi della Piana. Punizione con Giorgio Chinnici. Pallone in mezzo, allontanato da Martinez, lo manca cervello. Segue Tricoli. C'è un'altra opportunità per i rossoneri. Alaimo. Scambio con Balistreri, sono in 3 di Tricoli. Incontra Russo. Serve Martinez in profondità. Martinez. Russo sale in fascia. Martinez se la porta verso la zona di sinistra. Guadagna una punizione. È chiuso! È punizione!
Causa che voti oh, calmo! Due munizioni! No, forse è una munizione. El Amraoui con il mancino o Sanz con il destro. Mancuso parla con l'arbitro che ha rischiato poco fa. Parte Sanz in mezzo, Sise si distende, allontana Laimo. Poca visuale per il portiere del Piana. La Parmonval però rimane in attacco. Sanchez sponda e spalle alla porta l'Amraoui, non può calciare. La alza Piscopo. La rimessa la Piana. Corso. Fracorso. Con il cross in mezzo provato da Giorgio Chinnici. E calcio d'angolo. Tutti in area. Parte Giorgio Chinnici, primo palo con il tacco Antus. Fuori. Dieci più recupero alla fine del primo tempo, non tantissime emozioni al Monaco. Poco fa il pallone messo in mezzo da Sanz, pericoloso nell'area del Piana, sui sviluppi di un calcio di punizione. Russo e l'Amraoui la fa passare sotto le gambe di Tricoli. C'è fallo fischiato dall'arbitro. Punizione per la Parmonval. Si alza il vento che fa muovere anche il pallone. Sanz più basso, la prende Martinez, calcia al volo con il sinistro, la manda oltre la traversa. Ha accorciato lo Sciacca. A Terrasini contro il Partenico Audace, il gol di Cipolla. Partenico Audace 2, Unitas Sciacca no. È iniziata da una decina di minuti Castellammare Accademia Trapani. Risultato ancora sullo 0-0. Lanciato José Torres che deve metterla fuori. Parisi.
Non può andare avanti qui il Piana. E allora Gaston Martinez tiene un po' il pallone, poi lo serve a Piscopo. Tra le linee corso, Antus Tricoli, adesso Visconti verso Maltese, perde un pochino di equilibrio, ancora Maltese la mette in mezzo, Balistreri cade assieme a José Torres. E allora Sanz, José Torres non trova El Amraoui, c'è Parisi. Giorgio Chinici per Antus, libero Visconti, riceve adesso. Cross d'esterno, troppo succhimento. Voleva il pallone per Balistreri che è rimasto fermo. Tacco di Martinez per El Amraoui che si lancia verso la porta. Il pallone finisce fuori di pochissimo. Grande chance per la Parmonval. Il tacco di Martinez per El Amraoui. Quantomeno bisognava centrare la porta. Corso. Antus contro la presenza di José Torres. Pallone largo per Cervello. Quella zona, doppio rimpallo assieme a Maltese. Rimessa dal fondo, nessun calcio d'angolo. Martinez si chiede un fallo e la punizione a favore della Parmonval. Corso prova il tacco Maltese, il pallone arriva a Chimento. Una mancata di bagni. Sanchez in anticipo a Laimo contro Martinez, adesso l'Amraoui per Cervello. La lascia a dell'Amraoui che gira a Gabriele Mutolo in due a recuperare questo pallone. Sanchez prima di Balistreri, Parisi. Giorgio Chinici per Corso che sale, si fa vedere Maltese, pallone un po' dietro, eventualmente per Balistreri. Sanz prova il contrasto Corso, resiste la Parmonval. José Torres dietro da Chimento con l'attacco di Maltese. Chimento la spazza fuori e il Piana rimane avanti. Corso chiede un fallo di mano, non c'è. Lancio profondo di Tricoli, pallone recuperato
da Giorgio Chenici, si prende la rimessa laterale, ultimo tocco di Gabriele Mutolo. Dai, a parare quella merda. Questa palla chi si è corretto, Balistreri riesce a scambiare, cross in mezzo, Sanchez, colpo di testa praticamente in area, colpo di testa poi di Alaimo, finisce su Chimento. Potrebbe esserci un minuto di recupero. Vedremo quanto concederà Sergio Cavalleri di Treviglio. Visconti, Alaimo preferisce accentrarsi, corso ancora Alaimo, incontra Mancuso, finisce giù il difensore della Parmonval, José Torres, in anticipo su Giorgio Chinnici. Si lamenta il pallone uscito in fallo laterale, c'è il vantaggio dell'Accademia Trapani a Castellammare del Golfo, il gol di Giorgio, Castellammare 0, Accademia Trapani 1. E Lambraui dentro, il tempo di recupero qui al Monaco. Corso la butta fuori. C'è un giocatore a terra però. Si tratta di Alaimo. Tutte lì è facile, tutte lì a destra a sinistra. Sta prendendo che tu un caffè non ti stai chiedendo. Spray all'altezza della caviglia sinistra per Claudio Alaimo. L'ultimo colpo verso la porta di Chimento. Debole però. Si rialza. L'esterno a disposizione di Filippo Chinnici. Oh, levati! A posto, Pallone consegnato da El Amraoui a Sise per la rimessa in gioco a favore delle Piana. Corso disturbato da Russo, corso chiuso tra due avversari. Adesso c'è Visconti più libero, avanza palla al piede, vuole lo spazio per Balistreri. Russo scarica dietro, finisce qui il primo tempo 0-0 tra Parmonval e San Giorgio Piana, in un primo tempo molto combattuto dove l'occasione più importante l'ha avuta la Parmonval con El Amraoui lanciato in contropiede, servito da Martinez col tacco, pallone fuori di poco. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa. Parto subito con la domanda un po' piccantina. Maggiore il rammarico per non averla chiusa o per aver preso gol su una ripartenza che poteva forse essere gestita meglio dai tuoi? Sicuramente doveva essere gestita meglio, però magari dopo il cambio abbiamo perso un po' dei riferimenti e quindi
si è ritrovato solo, però era una partita da chiudere prima, potevamo sbloccarla anche prima perché pronti via prendiamo un palo con Santi, abbiamo creato qualche occasione e loro una buona squadra che ha un buon palleggio, hanno creato anche loro e alla fine penso che il pareggio è giusto. Tra l'altro oggi per la prima volta abbiamo visto il tridente al gran completo al primo minuto. Che impressioni ha avuto anche in base al minutaggio che avevano ciascuno di loro? Vabbè, Santi rientrava, quindi era già deciso tra virgolette il minutaggio, però voglio menzionare la grande prova del capitano che è rientrato dopo un lungo stop, non era per niente al 100% e quindi lo spirito che voglio è questo, di giocatori che devono combattere prima di tutto quello che non abbiamo avuto tutti, e si è visto perché abbiamo subito delle azioni dove non ho visto voglia, quindi questa è la cosa che mi lascia più rammarico. Noi siamo una squadra che se non andiamo a 1000 diventiamo vulnerabili, quindi in settimana possiamo lavorare poco perché mercoledì abbiamo il recupero e quindi adesso da domani ci proiettiamo alla partita di mercoledì del recupero col Marinette. Riccardo Benante, pareggio acciuffato nel finale ma che comunque premia gli sforzi di una squadra che anche quando è andata sotto non ha mollato e ha continuato a giocare. Sì, come hai detto bene, non abbiamo mollato niente, anche oggi mi hanno fatto divertire perché non posso dire diversamente. Primo tempo di grandissima qualità, quindi siamo andati sotto purtroppo su un'ingenuità, ecco, contro queste squadre importanti quando sbagli ti fanno male. Però siamo stati bravi comunque a continuare a giocare, a crederci, dobbiamo chiudere nel primo tempo perché non puoi avere 4 palle gol davanti al portiere e sbagliare tanto. Quindi purtroppo sono cose che succedono, però mi va benissimo aver messo la firma prima della partita col Sangue per un pareggio qui, squadra importante, quindi sono contento. Ecco, prosegue la corsa di una squadra che al netto di quello che si diceva all'inizio della stagione comunque è al netto del divertimento che stai vedendo ma che vedono quelli che vedono giocare la tua squadra, una squadra che comunque concretizza al di là di quello che è il tanto gioco creato. Ma io ti dico una cosa, io con loro ho un patto dal primo giorno di ritiro, i ragazzi sanno da subito che non hanno mai avuto una grossa stima da parte della gente, c'erano giocatori che non venivano a Partinico a luglio perché io nelle bande non ci vengo e quindi i ragazzi lo sappiamo perché hanno sempre saputo questa situazione, ne abbiamo sempre parlato, ho chiesto loro di tirare fuori l'orgoglio perché per me è una squadra forte, una squadra che ha qualità, è una squadra che può fare grandi cose, ma se si rimane con un'umiltà, che è quella che state vedendo per ora in campo, e con la voglia di dimostrare qualcosa di bello. Ecco, per chiudere, riprendo uno stralcio della tua intervista post Castellammare di Coppa. Hai detto: ho tanti giovani, non so cosa aspettarmi, posso aspettarmi una partita ricca di errori, come è stato per esempio in quel caso. Però una sensazione che si vede è che la squadra sbagli veramente poco rispetto all'inizio. Il merito da che parte sta? Il merito sta da parte loro, perché fare quello che vogliono non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, io voglio il facile, ma giocare facile tante volte è difficile. E quindi cercare di giocarla sempre quando sei sotto pressione. Il 90% di loro non ci è abituato perché tanti di noi è una cosa che non vogliono, perché i risultati alla base di tutti quanti. A me il risultato non mi interessa niente, io devo andare in campo e mi devo divertire, quindi posso vincere, posso perdere, posso pareggiare, ma a me la qualità è quello che mi interessa, la qualità di un primo controllo, la qualità di un passaggio, di una corsa, e quello è il bello del calcio, anche perché avendo una squadra giovane, se io faccio fare loro questo è possibile che loro possano avere un futuro un domani. Se io gli dico di buttare la palla lunga perché mi interessa vincere il campionato, perché io spero di andare ad allenare l'Inter, a me non interessa. Abbiamo concesso parte del primo tempo agli avversari, a cui bisogna dare merito. Noi sì, abbiamo preso gol su un errore individuale, però non mi piace parlare di errori individuali in un contesto collettivo. In quel caso potevamo aiutare Mané meglio a uscire la palla da dietro e non prendere un gol evitabilissimo. E poi nel secondo tempo di fatto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a trasformare in rete e quindi esce fuori questo 1-0 e bisogna fare i complimenti agli avversari. Uno dei meriti del Castellammare è che dispone di un blocco basso ben organizzato, difficile da scardinare, quindi ho cercato di dare fiducia che avrebbero trovato quelle occasioni da gol. Di fatto ci sono riusciti e non abbiamo subito quasi niente nel secondo tempo, se non qualche occasione credo a fine gara quando ci stavamo sbilanciando un attimino,
siamo riusciti ad avere quelle occasioni, non siamo riusciti a trasformarle, quindi è uscito fuori questo risultato. Man mano che passano le giornate, le partite sono più dure per tutti e tutte le gare sono chiaramente più complesse. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, il nostro calcio, tenendo in considerazione che l'aspetto emotivo sarà sempre più pesante, sempre più complesso. È un percorso difficile, però dobbiamo riuscire a portarlo a termine. Thomas è in ripresa, conto di riaverlo già in settimana aggregato con noi. Sidico in questo momento credo che uscirà dal Parco Rosa. È stata una partita difficile, non guardo il risultato, loro sono stati sempre in partita, quindi è stata una partita veramente molto tattica. Il primo tempo è finito 2-0, poi subito sono stati bravi nel secondo tempo a fare subito il 3-0 e 4-0. Poi loro hanno utilizzato il portiere di movimento e questo un po' ci ha dovuto far cambiare un po' la nostra prospettiva della partita, però diciamo è andata bene. In casa, come vedete, i punti arrivano, adesso dobbiamo capire un po' cosa ci succede fuori casa, ancora ci stiamo lavorando, lo dobbiamo capire proprio prima possibile perché il tempo stringe. Sarà l'atteggiamento, sarà l'atteggiamento, le prime fasi, non lo so, della partita, ancora ripeto, non sappiamo cosa significa adesso. Speriamo di trovare subito i meccanismi, adesso c'è un derby col CUS, diciamo per me è fuori casa anche se è un derby, quindi speriamo bene. Gli obiettivi diciamo che erano alti, la classifica dice tutt'altro, quindi non dico che ci siamo ridimensionati, però per noi gli obiettivi rimangono sempre gli stessi. Poi se il campo dirà che non dobbiamo vincere il campionato, non dobbiamo fare i playoff, non vincere la Coppa, andare in Coppa, poi sarà sempre il campo a parlare, però per noi gli obiettivi sono sempre quelli di vincere. Era importante fare punti anche perché è stata una settimana particolare, purtroppo il trend casa, trasferta, neanche noi riusciamo a capire qual è il problema, ma dobbiamo subito cambiare e già pensare a fare punti anche fuori casa, perché se in casa siamo ancora imbattuti, una squadra che vuole lottare, vuole provare a vincere il campionato, anche se adesso diventa difficile, però adesso rimane l'obiettivo arrivare soprattutto nei primi 4 posti, che significa Coppa Italia. Ha calciato veramente in una maniera violenta, anche un tiro ravvicinato è stata una botta incredibile, per fortuna nulla di grave. Comunque la Cirale dopo ci ha messo nel secondo tempo, giustamente, visto che stava perdendo 3-4-0 se non sbaglio, e quindi la tattica del portiere movimento stava per crearci qualche problema. Per fortuna dopo anche noi abbiamo fatto il quinto di movimento e abbiamo tenuto bene palla. Non è fatto segnare per un portiere, specialmente per i piedi che ho, questa vale tripla, non doppia. Quindi per fortuna la porta era libera e non ci ho pensato 2 volte a calciare. Fortunatamente l'ho presa benissimo e la palla si è infilata dentro la porta e lì veramente neanche io ci credevo. Questa settimana test difficilissimo contro il CUS, anche perché loro hanno l'obiettivo della salvezza e sono una squadra, ovviamente sono una buona squadra, li conosciamo bene. A casa loro sarà molto difficile, anche perché noi dobbiamo iniziare a fare anche punti fuori casa. Le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina.
C'è 18 il numero 100 euro. Ragazzi, nelle posizioni 6-1, 7-1, 6-1, nei calci d'angolo acceleri le palla, posizione numero libero lo prendi tu, uno lo prendi tu. E devi andare in barriera pure, dopo la storia. È iniziato il secondo tempo di Parmonval San Giorgio Piana, uno dei 3 anticipi di questa 12ª giornata della Girone A di eccellenza siciliana. 0-0 il parziale, con la Parmonval che ha avuto una grande chance con El Amraoui lanciato da Martinez con il tacco al volo, pallone verso il primo palo, uscito fuori di poco. C'è stato un cambio nell'intervallo nella Parmonval con l'uscita di Gabriele Mutolo all'ingresso di Buscetta. Piana che ha calciato con Parisi ma non centrando la porta. Di Chimento a difendere i pali della Parmonval. In difesa Mancuso, Sanchez e Piscopo, a centrocampo Torres, Sanz, Russo e Cervello. In attacco Buscetta, Martinez e Dell'Amraoui. A disposizione Minini per la porta. Qui c'è il tiro raso a terra di Giorgio Chinnici, bloccato da Chimento. Dicevamo Minini per la porta, a disposizione per la Parma, in panchina poi Zerbo, Tamaio, Sorrentino, Ruisi, Follari e Rappa. San Giorgio Piana che invece non ha cambiato nulla. Sise in porta, Tricoli, Duli e Giorgio Chinnici in difesa. Parisi, Piscopo, Fantus, Corso e Alaimo a centrocampo. Balistreri e Maltesi in attacco, a disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Miliziano, Manno, Pizzo, Acquaviva, Cavedoni, Sinagra e Mattia Scalisi. Cervello, palla al piede, scarica su Martinez, Mancino! Martinez, che angolo che ha trovato, porta avanti la Parmonval. Pallone imprendibile per Sise. La squadra di Mutolo passa avanti. Gli abbracci con la panchina per Gaston Martinez. Così fa 3 in campionato. Navigazione. 1-0 dunque per la Parmonval. Alaimo. Fallo? Sì. C'è la munizione per Cervello.
ed è doppio giallo perché era stato ammonito nel primo tempo, dunque rosso. Parmonval in 10 per l'espulsione di Cervello. Poco dopo aver segnato il gol del vantaggio. Questa è una bruttissima notizia per la squadra di casa. Jose! Del Correggiala! Domadosca, ti sei pure ammonito! Complichiamo la vita da soli, ci complichiamo. Lascia il campo Josef Cervello. Punizione piana. Pallone messo dentro, Chimento la blocca. Una notizia buona e una cattiva per la Parmonval. Prima il gol, poi il rosso. Parisi. Non è girato da Antus verso Tricoli. Piscopo protegge contro l'arrivo di Alaimo. Andiamo in meno! Soffriamo! Martinez in mezzo a due, si prende il fallo. Quando cazzo la ammonisci? Sanz batte la punizione. Russo gira da Piscopo. Visconti. Per Maltesi ancora Visconti. Di testa Sanchez. Va avanti il Piana. Bloccato da Sanz. Alaimo che poi è caduto. Rimessa concessa alla squadra ospite, che fa riscaldare acqua viva. Secondo cambio pronto invece per la Parmonval. Con l'ingresso di Folari esce El Amraoui. La prima posizione qui abbiamo battuto diritto e si girò.
Dentro Follari. Secondo cambio per Radomutolo. Ricordiamo essere squalificato. Giorgio Chenici dietro a Parisi per andare da Sisè, che stoppa, la passa nuovamente a Parisi. Occhio al pallone pericoloso in area, lo riprende la Parmonval. Impreciso il passaggio per Buscetta. Corso. Visconti. Piana chiamato a riscattare il suo momento in trasferta. Qui l'anticipo di Follari verso Martinez. Parisi, cross in mezzo di Follari, prova il tacco russo, si battaglia continuamente. Visconti, Sanchez prima di Maltese, Tricoli, Corso, c'è il fallo di mano di Buscetta. E dunque punizione per il San Giorgio Piana. Batte Corso. Butta praticamente fuori. Punizione non sfruttata dal San Giorgio Piana. Allora rinvio affidato a Valerio Chimento. A Laimo. Pallone basso. Sanchez, si alza il vento, senza anche la sabbia, pallone per Giorgio Chenici che cade, tutto regolare. Martinez giù, tutto ok. Allora Fantus di testa Mancuso, Corso non la prende. Tudi. Adesso un fallo qui su Alaimo. Adesso rimessa laterale per la Parmonval, che adesso punterà più a difendersi che ad attaccare. Anche perché in rosa
le soluzioni offensive sono veramente poche. È stata anche l'assenza dell'ultima ora di Caminita. Giusto per far numero. Dall'altro lato invece c'è stata l'assenza dell'ultima ora di Zummo. Anche in questo caso parliamo di un attaccante. Parmonval che comunque deve fare a meno di Cardinale infortunato. Senti anche Caronia e Pomba. Lato San Giorgio Piana, Bonamaison verso la cessione. Cambio per la squadra di Filippo Chinici con l'uscita di Fantus e l'ingresso di Mattia Scalisi. Primo cambio dunque anche per il Piana. Lungo periodo di recupero per Azzimati. Fortunato, assenti anche Cintura, Liga. Alessandro Scalisi, 2 assenze importanti per squalifica, invece quelle di Torres e Gracci, espulsi mercoledì contro il Marineo. Manatta di Mattia Scalisi verso la schiena di Sanz. Dai, Salvo, dai! Esagerato anche tu, stai sbagliando tutto, Tuli. Visconti. Corso. Passaggio di Tricoli per il cross in mezzo. Chialaimo bloccato da Chimento. C'è il Bartolini, quello di là, che è un scienziato. È scienziato. Russo. Buscetta la protegge, poi José Torres verso uno tra Buscetta e Martinez, la prende il Piana, non allunga la gamba a Corso, poi intervento da dietro di Visconti su Sanz, cartellino giallo per Visconti. Una persona per bene. Una persona per bene. Sanz forte in mezzo, colpo di testa
di Buscetta, controllato da Sise. Mattia Scalisi, di testa anche Folari, si mette fuori. Cross in mezzo, di testa Mancuso, la mette in angolo. Giorgio Chinnici. Palla bandierina in mezzo, di testa Visconti. Mattia Scalisi non la prende perché è convinto di ottenere un altro angolo. Per l'arbitro è così, sotto alcune proteste dei giocatori della Parmonval. Ancora Giorgio Chinnici, Mattia Scalisi, la tocca a lui con Sanz, gli è stato addosso. Cambio per il San Giorgio Piana, entra Sinagra al posto di Balistreri. Ha potuto incidere poco sul match Pietro Balistreri. Dentro Sinagra. Secondo cambio anche per il San Giorgio Piana. Ricordiamo i risultati anche degli altri anticipi che si stanno giocando in contemporanea, con il Partinico Audace sempre avanti 2-1 sull'Unitas Sciacca, i gol di Olaoye e Cicala sul rigore. Cipolla ha accorciato Sciacca, che poi ha subito 2 espulsioni in questo momento e in 9 uomini. Invece l'Accademia Trapani vince ancora a Castellammare grazie al gol di Giorgio, 1-0 nella parziale del Matranga. La scivolata di Visconti, Martinez, Tuli, poi arriva Visconti a mediare. Sise, Giorgio Chinnici, corso, Parisi, Visconti, si inserisce Mattia Scalisi in profondità. Ancora Visconti, Parisi, Martinez servito da Buscetta, ancora Buscetta in 3 a pressarlo, si prende la rimessa laterale. Centrocampista della Parmonval che oggi è partito dalla panchina. Duli lo mette fuori, non voleva quel colpo di testa. La sua espressione ha detto tutto. Aumentata una trattenuta di Parisi su Martinez e poi Duli ai danni sempre dell'attaccante della Parmonval che sta decidendo questa partita. No, non è vero, mi deve dare fuori.
Visconti, pallone che finisce fuori. Bastò. Oh, ma non vediamo. Oh, mi dice a Gaston non usare le mani. Sì. L'arbitro. Usare le mani. Non usare, no, gente sempre. Non usare le mani. E chi ti usano in via? Pallone lungo la fascia. Uscetta non può arrivarci. Dai, soffiamo. Ultimi 20 minuti a disposizione del San Giorgio Piana per rimettere in piedi questa partita in superiorità numerica. Ricordiamo che la Parmaval è passata avanti con Martinez e poi subito dopo l'espulsione di Cervello per doppia ammonizione. Cambio per il San Giorgio Piana, entra Acquaviva, esce Visconti. Lanciato Martinez di testa Parisi, la prende il nuovo entrato Leonello Acquaviva. Mattia Scalisi. Il cross in mezzo di Corso, prova il colpo di testa maltese. Spazza lontano più che può Russo per Martinez, e solo però se lo allunga c'è Duli davanti a lui che effettua il retropassaggio per Sise. Ha pareggiato l'Unitas Sciacca contro il Partinico Dace, il gol di Graci. Partinico Dace 2, Unitas Sciacca 2 in 9 uomini. Il tiro al volo largo di Sinagra. Quando il Piscopo esce, Uscito debole. quando il Piscopo stringi. Davanti. Lancio lungo di Russo, deve uscire Sise a controllare. Ancora da Parmonval che insiste con José Torres, si va a prendere una punizione molto preziosa. C'è anche il giallo. Ovvero Duli. Lato corto dell'area.
batte Sanz. Barriera a 2 per Cissé. Sanz forte sul fondo. Dai ragazzi, dai! Dai ragazzi! Dai! Bucetta senza fallo, allora Martinez riparte la Parma, pallone allargato per Bucetta, non lo prende in tempo perché esce. Incredibilmente ha rimontato l'Unitas Sciacca a Terrasini contro la Partinico Audace, il gol di Caternicchia. Partinico Audace 2, Unitas Sciacca in 3, lo ricordiamo, in 9 uomini. Era sotto 2-0 la squadra ospite. Martinez se la lunga, Martinez si mette per pochissimo davanti l'avversario. A quel punto davanti ai suoi occhi poteva esserci soltanto Cissé per provare il tiro, il colpo della potenziale 2-0 e della doppietta personale. Esce Chimento, continua a soffrire la Parmonval, però non sta subendo granché, sta subendo soltanto il possesso palla del San Giorgio Piana. Corso, fallo di Sanz. Lascialo, ti interessa, lascialo. È al posto. Ogni fallo che facciamo noi. Alla ferma. Lo mette in mezzo a Laimo. Parisi, poi scontro. Qui è stato coinvolto a Laimo. Calcio di punizione per la Parmonval. Sams la tocca per José Torres. Nuovamente Sanz, stavolta lungo per Torres. Duli. Ancora avanti l'italo albanese. Di prima il tocco di Sinagra non l'ha vista bene Maltese. Corso apertura, c'è il colpo di testa di Follari. Insiste il San Giorgio Piana, che vorrebbe evitare la sconfitta. A Laimo, Mattia Scalisi, il tocco, Sanchez, tutto ok, lotta ancora Mattia Scalisi con Piscopo che protegge il pallone, ma è lui l'ultimo a toccarla. Dunque calcio d'angolo. Parte Mattia Scalisi, primo palo su Sanchez che manda via.
Acquaviva. Corso. Intercetta Sanz. Anche Sanchez la riprende il Piana con Giorgio Chinici. Finisce a terra, tutto ok, si continua. Alaimo. Si cerca il cross in mezzo. Niente di irregolare qui. Nuova rimessa laterale per i rossoneri. Corso di prima Alaimo verso l'altro lato. Chimento la blocca. Sanchez ancora presente, Acquaviva in profondità verso Sinagra che poi si scontra con Chimento. Arriva l'arbitro, chiede calma, che già c'era. Chimento temporeggia un attimo, adesso si rialza del tutto. Corso scambia con Giorgio Chinici, poi va a destra dove c'è Tricoli. Alaimo, cross in mezzo, troppo fuori però. Due palloni in campo, si deve allontanare il secondo. Ci pensa Mattia Scalisi. Si gioca. Anche se c'è stato un duro scontro con Mancuso che è finito giù. Ha ricevuto un colpo all'occhio. Attenzioni, intanto in tribuna con i tifosi del San Giorgio Piana che si scontrano con altri tifosi della Parmonval. Si gioca intanto, corso in mezzo, colpo di testa da parte di Sinagra, calcio d'angolo, cartellino giallo per Mancuso e rosso per Mancuso che si è andato a interfacciare con persone presenti in tribuna che erano coinvolte nel nervosismo. Ma che cazzo fai, sa? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che fai? Vai là, non so dove posso venire? Dove posso venire? Dove posso venire appena finito? Dove posso venire? Vedi che c'è il velo di persona, guarda. Ci siamo noi, ci sono io, santo io. Devi pensare a giocare.
quanto pare è stato coinvolto il padre di Salvatore Mancuso, che si è andato a prendere con i presenti in tribuna, giustamente. Per questo poi ha ricevuto il giallo, che ha conseguito l'espulsione. Cambio nel piano con l'ingresso di Manno per Alaimo. E poi, Ancora, veramente, no, veramente. a causa dell'espulsione, Terza categoria. Mancuso ha avuto un diverbio con Corrado Mutolo, arrabbiatissimo Mancuso. Vabbè, poi sa, si capito, volevo pensare che qua è fuori, mi stanno spizzando, Dunque Parmoval in 9 uomini a causa dell'espulsione di Mancuso poco fa di Cervello, subito dopo il gol di Martinez. Martinez ne ha 3. Pallone recuperato da Mattia Scalisi, se la deve vedere con Folari. Poi Buscetta da qualche manata a Giorgio Chinnici. Finale nervoso all'Ello Monaco. Attacca ancora il Piana, cross in mezzo, Chimento smanaccia, la lascia praticamente in aria, in una zona pericolosissima. Pallone spazzato via. Tensioni che continuano in tribuna. Con un pallone che è stato allontanato apposta, lanciato nella zona dietro la tribuna dell'Ello Monaco, nel secondo campo presente qui all'interno dell'impianto sportivo ma abbandonato. Qui quel pallone che è stato precedentemente allontanato è stato calciato in campo dal tetto degli spogliatoi. In tempo ha raggiunto l'altro lato del campo, quindi gioco che non si è interrotto. Mattia Scalisi in mezzo, Martinez si allontana, il nuovo entrato Manno cerca il cross, cerca anche un tocco con la mano per conquistare un rigore, spazza Russo, Sanz, fallo sì di Manno. E punizione per la Parmonval. Gastò! Vieni Gastò! 1 minuto e mezzo più recupero. Parmoval in vantaggio ma in 9 uomini. Con il Piana che cerca un'occasione importante per far paura alla difesa avversaria. Buscetta intercettato da Acquaviva, poi azioni che continuano. C'è un altro rosso.
Oh, Edi, non scherzare, Edi, non può essere più, Edi. Non può essere più, Edi. Non può essere più, Edi. A Follari. Ha alzato troppo la gamba. Che vergogna! Parmonval in 8. Sta finendo veramente male qui al Monaco. Quello che vedete in piedi è Corrado Mutolo. Il Piana rimane lì ad attaccare, cade Maltese al limite. Siamo dentro il tempo di recupero, vedremo fino a quando si giocherà. Corso. Acquaviva allarga per Alaino, perdone, per Manno, che effettua il cross troppo forte, non può raggiungere Duli, infatti il pallone va fuori. C'è l'ammonizione per Martinez, era diffidato, salterà la prossima partita. Molto importante in chiave salvezza, dato che sarà la trasferta di Trapani contro l'Accademia. Arrabbiatissimo Corrado Musolo dopo l'estrazione del giallo verso l'attaccante che sta decidendo la partita di oggi. La gol a inizio ripresa. San Giorgio Piana invece che avrà la trasferta di Terrasini contro la capolista Athletic Palermo. Acquaviva, scambio rapido, Sinagra, cross in mezzo, rovesciata sulla traversa di Maltese, ancora Mattia Scalisi, pallone in angolo, che chance per il Piana, pure a Castellammare, il Piana ha rischiato il pareggio con un legno colpito, secondo palo, mischia in mezzo, altro tiro, altro pallone allontanato, interviene addirittura Sise, che allarga da Giorgio Chinici, non è finita, cross in mezzo col mancino, di testa ancora Maltese, Chimento a ridosso della linea di porta, poi ci prova ancora Sinagra, altro angolo, incredibile, battuto subito, Manno, Giorgio Chinici, incredibile finale di partita con la Parmonval in 8 uomini, ultimo tocco di Mattia Scalisi, esultano i tifosi della Parmonval. Giocatore a terra, traversa, fa del San Giorgio Piana in rovesciata per poterla pareggiare, non è stato così. Poi l'intervento di Chimento a ridosso della linea di porta. Laterale lunga, Duli dietro a Sise, potrebbe essere l'ultima azione della partita, ancora il San Giorgio Piana, pallone allargato, José Torres spazza fuori, in anticipo su Manno, battuta la rimessa, Acquaviva, Sinagra, altro cross, prova di testa Parisi, pallone fuori e rimessa dal fondo. Il rilancio di Chimento che si dispera perché si rende conto di averlo sbagliato al quinto di recupero.
Giorgio Chinnici, Duli, Corso, Filippo Chinnici dalla panchina chiede il cross in mezzo. Giorgio Chinnici, ancora Corso, Sise oltre la linea di centrocampo, lo fa lui il cross direttamente su Buscetta. Corso, ancora il Piana, pallone per Giorgio Chinnici, cross in mezzo, di testa provato Maltese, poi il tiro respinto da Chimento, ancora Sinagra a provarci. Mano José Torres, fallo laterale. Cross di Sinagra, Sanchez allontana. Si affretta di ribattere la rimessa laterale, ci ha pensato Sise. Giorgio Chinnici, Mattia Scalisi, vinto un paio di volte il cross, Sanchez allontana. Colpo su Sanchez di Giorgio Chinnici e fallo, secondo l'arbitro. Chiede spiegazioni Giorgio Chinnici, animi molto accesi qui al Franco Monaco. Sia in campo che in tribuna da un bel po'. Ed eccolo qui, il triplice fischio, vittoria incredibile della Parmonval. Il San Giorgio Piana 1-0 ha deciso Martinez. Una partita finita in 8 uomini, 3 cartellini rossi. Il Piana ha colpito una traversa in rovesciata nel finale. I 3 punti sono della Parmonval, che torna a vincere per la prima volta dopo il 12 ottobre da quel 2-1. Conquistato qui all'Elo Monaco. Piana che perde la sua seconda di fila in trasferta. Le espulsioni di Cervello, di Follari e di Mancuso hanno penalizzato sì la squadra, ma Piana si è preso pericolosissimo soltanto nel finale. Ha mantenuto il possesso palla. Vittoria sudatissima per la Parmonval. Sale così a 14 punti. Prova a dare fastidio alle squadre della parte sinistra della classifica. Giorgio Piana che rimane a 20, rischiando di uscire dalla zona playoff. Gioia che si respira da tutte le parti in casa Parmonval. Punti d'oro contro una delle sorprese di questo campionato. Ha decisa Gaston Martinez. Un tiro sotto l'incrocio verso il palo più lontano. Pallone imprendibile per Sise. Tanto diverbio tra Duli e Corrado Mutolo a distanza. Qualche parola che è volata, sicuramente non felice. Ricordiamoli i prossimi appuntamenti con la Parmonval, che giocherà in casa dell'Accademia Trapani. Mentre la San Giorgio Piana affronterà in trasferta
Athletic Palermo. È tutto dal Francolo Monaco. Dopo gol decisivo, 3 espulsioni, tanto nervosismo, vi salutiamo. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci. Sei l'arbitro più scarso che abbiamo visto qua. Sei scarso.